La politica cittadina, pace fatta tra il sindaco Cimatti e l'assessore Beraldin, ma la maggioranza si spacca di nuovo. Il partito di maggioranza che governa Bassano, il Partito Democratico, ha preferito gli interessi di palazzo piuttosto che gli interessi dei cittadini. Hanno tenuto bloccato il Consiglio Comunale e l'attività amministrativa per ben 20 giorni, sollevando delle questioni urbanistiche importanti, ma poi quando si sono trovati a decidere se tutelare gli interessi dei cittadini o se mantenere una carrega, il Partito Democratico ha preferito mantenere una carrega. La pace fatta tra il sindaco Cimatti e l'assessore Beraldin dopo giornate di frenetiche trattative per ricucire uno strappo che rischiava di mettere in dubbio la tenuta stessa della giunta non piace alle opposizioni ma non piace neanche a chi la maggioranza la sostiene. E ora, chiuso il fronte col Partito Democratico, se ne apre uno con Bassano congiunta. Commentando il braccio di ferro Cimatti-Beraldini, il gruppo consigliare si definisce esterrefatto da una sceneggiata condizionata, si legge in un comunicato, da effimeri calcoli di tornaconto politico. Al posto di impegnarsi in manovre di palazzo, chi governa la città dovrebbe occuparsi dei pesanti problemi che gravano sui cittadini, un parere su cui c'è piena convergenza con l'opposizione. Ho letto quest'oggi delle dichiarazioni di Stefano Giunta, quindi appena superato un problema all'interno della maggioranza già se ne presenta un'altra, una maggioranza che non è mai stata unita, che continua a dimostrare di essere fragile e l'unico problema è che a rimetterci sono sempre i cittadini bassanesi. Quello abbiamo sentito merita un commento, dunque come avete sentito dopo 10 giorni di braccio di ferro tra il sindaco e l'assessore Beraldin è tornata la pace e una vittoria per Beraldin che sulle posizioni del sindaco Cimatti aveva assunto spesso delle opinioni molto critiche sia per quanto riguarda il campo da golf che per gli oneri di urbanizzazione. Bene, se una vittoria per Beraldin temiamo che quello che è successo sia una sconfitta invece per la città, ci auguriamo di no, ma è innegabile che la politica cittadina è rimasta bloccata, l'amministrazione della città per più di una settimana su una questione alla fin fine dall'esito scontato. L'assessore rimane al suo posto e appunto viene da chiedersi quello che è stato definito un teatrino con questi viaggi della delegazione del Partito Democratico che partivano da via Matteotti e tornavano alla sede del partito e poi tornavano nuovamente a trattare col sindaco. Ecco, viene da chiedersi a che cosa sia servito questo dibattito che poi alla fin fine si è risolto con un nulla di fatto. E come è stato detto anche dal gruppo di Bassano Congiunta, ci si augura che da parte di amministratori pubblici il primo pensiero sia quello di fare l'interesse dei cittadini. Ora, se non altro, ci auguriamo che Beraldin, rimanendo al suo posto, possa continuare il lavoro che aveva dovuto interrompere per 10 giorni, per cui ci riferiamo sia alla posizione sul campo da golf che anche su quella degli oneri di urbanizzazione, una vicenda complessa che vede una parte della maggioranza nuovamente spaccata e attraverso la quale, grazie all'attività di Beraldin, si stavano recuperando milioni di euro che erano andati perduti a causa di dimenticanze o di errori di calcolo da parte delle due precedenti amministrazioni comunali. Tutto questo naturalmente poi si svolge, e questa è un'aggravante, in un momento in cui i cittadini sono colpiti da forti difficoltà economiche e proprio sulle difficoltà economiche noi abbiamo chiesto il parere dei bassanesi. Come saprete ci sono diversi blocchi stradali in giro per il Veneto, ce ne sono alcuni anche vicino a noi. Sentiamo cosa ne pensano i bassanesi.